Beato Giovanni Paolo I, tu che con la parola e con l'esempio ci hai insegnato a vivere la grazia del battesimo e il dono della fede, della speranza e della carità. Tu che sei stato modello di evangelica semplicità e ci hai indicato la sapienza dell'umiltà. Tu che da pontefice ti sei fatto prossimo a tutti e messaggero della buona novella, hai manifestato l'amore per i poveri e hai testimoniato la misericordia intramontabile di Dio che è papà più ancora è madre. Tu che hai perseguito l'unità, il dialogo, la pace, seguendo Cristo, principe della pace, prega per la Chiesa che hai tanto amato e servito. Prega per noi suoi figli e ottienici dal Signore di seguirti sulla via delle virtù e delle beatitudini. Concedi ora, Signore, per intercessione del Beato Giovanni Paolo I, le grazie che con fede ti imploriamo. E se tale è la tua volontà, permetti che sia canonizzato per la gloria del tuo nome e per il bene della tua Chiesa, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Aspettate però. Don Davide?
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco, Patriarca di Venezia, desidero esprimerle tutta la mia riconoscenza per aver accettato di essere presente in occasione della celebrazione del 200° anniversario della dedicazione di questa chiesa cattedrale. Come ben sappiamo e come troviamo scritto nella controfacciata di questo opuscoletto che avete in mano per la liturgia, questa chiesa è stata costruita ben prima del 1824, ma è stata più volte ricostruita e rinnovata. E con mio un po' di vergogna devo dire che nel 1199 è stata distrutta dai trevigiani, ma poi è stata ricostruita. L'ultima volta è stata appunto quella iniziata dal vescovo di Ceneda, Monsignor Lorenzo da Ponte, e portata a compimento da Monsignor Jacopo Monico, che ha presieduto 200 anni fa la dedicazione che oggi ricordiamo. Poco tempo dopo, precisamente nel 1826, Monsignor Monico fu nominato dal Papa Patriarca di Venezia, dove rimase per ben 25 anni, predecessore quindi di Monsignor Francesco. Il legame fra la diocesi di Vittorio Veneto e il Patriarcato di Venezia non è quindi dovuto solo al fatto che il Patriarca di Venezia è il metropolita delle nostre diocesi venete, ma anche dal fatto che vari vescovi di Vittorio Veneto sono passati dalla sede cenedese alla sede veneziana. Un nome per tutti, oltre a Jacopo Monico, Monsignor Albino Luciani, di cui è ricorso proprio ieri, 28 settembre, l'anniversario della morte. Sul filo di questa relazione siamo davvero contenti, caro Monsignor Francesco, della sua presenza qui oggi. Essa ci ricorda quella comunione ecclesiale che lega le nostre diocesi del nord-est, una comunione vissuta anche ieri in una bellissima celebrazione da lei presieduta con le catechiste e i catechisti del Triveneto ad Aquileia, nostra chiesa madre, ma più ampiamente la sua presenza ci ricorda e ci fa percepire e vivere la comunione nell'unica chiesa cattolica di cui facciamo parte. Ricordare la dedicazione di una chiesa materiale, casa del Signore, casa della comunità cristiana, significa appunto far memoria di questa comunione ecclesiale, una comunione che sempre celebriamo quando viviamo l'Eucaristia, con tutta la Chiesa. Viviamo questa celebrazione in cui ricordiamo e celebriamo anche l'inizio, l'avvio dell'anno pastorale. Ci sembrava che fosse il momento più propizio per farlo, in questo momento di celebrazione ecclesiale. Viviamo questa celebrazione ricordando anche coloro che, non potendo essere presenti, mi hanno mandato un segno della loro vicinanza. Ricordo per tutti Monsignor Giacinto Marcuzzo, che da Gerusalemme si è fatto presente assicurandosi la sua vicinanza e la sua comunione spirituale. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo santo Tempio, perché la comunità che qui si raduna possa offrirti un servizio puro e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani verso il cielo, disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né quaggiù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Accostiamoci al Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Con canti di gioia. Entrate prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Accostiamoci al Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa, dice il Signore, perché il mio nome vi resti sempre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero nella scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
Saluto i fedeli laici, le religiose, i religiosi, i diaconi, i presbiteri. Ringrazio il Vescovo Corrado dell'invito e delle parole che ci ha rivolto all'inizio della celebrazione. Saluto le autorità civili e militari. È una data importante, quella che ricorda la dedicazione di una chiesa cattedrale. La dedicazione è la consacrazione di uno spazio tramite un solenne atto liturgico, così che questo luogo è destinato in modo permanente all'uso sacro. In tale spazio diventa la casa di Dio, insieme alla casa del suo popolo. La Chiesa è spazio sacro, dove in modo particolare si incontra Dio, che abita ovunque, in cielo e in terra. L'edificio sacro però ha una sua specificità che non va smarrita e a cui la comunità va educata e abituata. La comunità ecclesiale vive la realtà del suo rapporto soprannaturale con Dio secondo la logica dell'incarnazione, che è sempre logica sacramentale, ossia il mistero che si rende visibile nella storia. La fede qui diventa, in modo particolare, preghiera e incontro con Dio. Conosco una certa teologia che, pensando di liquidare il sacro, pensava di venire incontro al profano. I risultati li abbiamo sotto gli occhi. La costruzione di una chiesa non ha termine con l'edificazione dei muri. Ecco perché la sua dedicazione e in particolare la dedicazione della chiesa cattedrale appartiene in modo tutto speciale alla storia e alla vita di una comunità ecclesiale. Il Vescovo Corrado ha ricordato delle date, degli avvenimenti, delle vicende che riguardano questo spazio sacro. Siamo qui riuniti per ricordare quel momento quando si è posto l'atto liturgico solenne che 200 anni fa ha visto la dedicazione di questo luogo di culto, che non è uno tra i tanti, ma è la Chiesa madre di questa diocesi. La Chiesa madre della Chiesa che è in Vittorio Veneto e che qui celebra, vive la sua ecclesialità. A compiere questo gesto 200 anni fa fu l'allora vescovo di Ceneda Jacopo Monico, che, come ci ha ricordato il vescovo Corrado, poco dopo divenne patriarca di Venezia. È interessante ricordare anche un particolare. Jacopo Monico era originario di Riese, paese natale di Giuseppe Melchiorre Sardo, San Pio X. E fu proprio Monico, da patriarca di Venezia, che consentì al piccolo Giuseppe Sarto di entrare in seminario a Padova, grazie a una borsa di studio sollecitata dall'interessamento di uno zio di Sarto che faceva il domestico presso il Patriarcato di Venezia. La cattedrale è detta così perché è la chiesa del vescovo, la chiesa dove c'è la cattedra del vescovo, che è sempre posta in un luogo visibile,
perché è il punto di riferimento del servizio episcopale, che si esprime proprio nell'annuncio del Vangelo, nella celebrazione liturgica, nella carità, nella comunione ecclesiale. La cattedra del Vescovo unisce alla parola di Gesù. La cattedra del Vescovo unisce ai gesti sacramentali di Gesù. Il nome del Vescovo è scandito in ogni celebrazione eucaristica diocesana, non per simpatia o per vicinanza di interessi o di altre cose, ma perché è il Vescovo, colui che garantisce la fede in una comunità ecclesiale. Nella chiesa cattedrale il giovedì santo, durante la messa del Crisma, si svolge il rito della benedizione degli oli, proprio presieduta la celebrazione dal Vescovo diocesano. Ed è proprio servendosi di tali oli benedetti dal Vescovo che durante tutto l'anno nelle diverse parrocchie e unità pastorali della diocesi, dalla più vicina alla più lontana, saranno amministrati i sacramenti del battesimo, della confermazione, dell'unzione degli infermi e poi anche, a Dio piacendo, dell'ordine. E tutto ciò, come è evidente, rimanda agli avvenimenti ecclesiali più significativi, riguarda tutti e nello stesso tempo ci ricorda la realtà pluriforme della Chiesa in cui si danno molteplici vocazioni e missioni che, se riconosciute e valorizzate, permettono alla Chiesa, che non è un'organizzazione umana in occasione di Gesù Cristo, è il corpo di Cristo, è la sposa di Cristo, di vivere in pienezza. La Chiesa è il segno visibile, il sacramento di Cristo. Lui è il primo sacramento fondamentale. La Chiesa è il sacramento universale. La Chiesa quindi, a partire da Lui, da Cristo, esprime i suoi carismi. Sacramento dell'incontro con Dio che nella sua persona è la pienezza della parola di Dio, è la sua ultima definitiva rivelazione, è il fondamentale atto di culto a Dio Padre nello Spirito Santo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Lo diremo fra poco. Il Concilio Vaticano II, che è il faro della nostra vita ecclesiale, all'inizio della Costituzione dogmatica sulla Chiesa afferma: la Chiesa è in Cristo il segno, lo strumento dell'intima unione con Dio, dell'unità di tutto il genere umano. La Chiesa viene prima di noi, accompagna la nostra esistenza e ci sarà anche dopo il nostro transito terreno. Noi siamo la sua Chiesa, che prima di tutto però è sua e a Lui appartiene. Questo luogo in cui la comunità ecclesiale conviene e si ritrova, esprime proprio questo mistero. Lui è l'unico necessario. Lui è la vera vite. Noi siamo solo i tralci. Ricordiamo come Sant'Agostino, prima del suo battesimo, fosse colpito dalla vitalità e dal dinamismo che vedeva nella Chiesa di Milano
in tutti i membri che la costituivano e che vivevano la loro rispettiva vocazione. In tal modo si rendeva visibile la Chiesa nella sua interezza. Non c'era insomma solo il grande vescovo Ambrogio, che pure certamente rimaneva la figura di riferimento. In tal modo ogni volta che guardiamo la Chiesa cattedrale dobbiamo andare subito alla comunità viva che vi si riunisce, presbiteri, diaconi, persone consacrate, ma in primis al vescovo, primo servitore della comunità, segno visibile della comunione. E il vescovo svolge questo ministero della comunione nella Chiesa particolare, ma anche fra le chiese sorelle e poi in modo particolarissimo garantendo la comunione col successore dell'Apostolo Pietro. Non a caso l'Eucaristia, che è il tutto, scandisce il nome del Papa, vescovo di Roma, e il vescovo della Chiesa particolare in cui viene celebrata quell'Eucaristia. Il fonte battesimale della cattedrale di conseguenza richiama tutti gli altri fonti battesimali della diocesi. Il sacramento del battesimo e il sacramento della porta, come ieri abbiamo detto, ricordato, proclamato nel convegno regionale guidato così bene dal vescovo Corrado come delegato dei vescovi del Triveneto, è la porta. La porta va passata. Bisogna avere il coraggio e la responsabilità di fare quel passo. Si entra non in una singola comunità, ma si entra col battesimo, attraverso la porta del battesimo, si entra nella Chiesa e attraverso di essa si fa parte di Cristo, se ne diventa il corpo. Tempo e spazio sono dimensioni fondamentali nella vita dell'uomo. E il tempo e lo spazio li troviamo anche nell'edificio Chiesa, dove si celebra l'anno liturgico che non segna solamente lo scorrere cronologico del tempo, perché il tempo è soprattutto grazia, kairos. Come il tempo, anche lo spazio ha un significato sacro, che la dedicazione di una Chiesa evidenzia in maniera eloquente per quanto umanamente possibile. Un'esperienza che auguro a tutti, partecipate almeno una volta, soprattutto lo dico ai seminaristi, alla dedicazione di una Chiesa. Capirete allora che la Chiesa non sono i muri. La Chiesa non è uno spazio funzionale a raccogliere una comunità più o meno numerosa. La Chiesa è il mistero che vive nel tempo. Ogni edificio Chiesa, come sappiamo, ma le cose scontate ogni tanto bisogna ripeterle, perché a furia di essere scontate nessuno se ne ricorda. Ogni edificio Chiesa veniva posizionato da occidente a oriente, verso il sorgere del sole, perché Cristo è il sole del mondo. La Chiesa infatti non è solo, dicevo, spazio funzionale pensato per accogliere un numero o un altro numero di fedeli, ma è spazio teologico in cui tutto ha un valore simbolico che aiuta a entrare e a vivere il mistero della liturgia. Sì, partendo dall'edificio Chiesa si può fare una catechesi a 360 gradi. Proprio qui, in questo spazio sacro, si intrecciano, per dirla con le parole di Romano Guardini, le direzioni dell'anima umana e di Dio. La direzione dell'anima è quella dell'anelito, della preghiera e dell'offerta. La direzione di Dio è quella della grazia, della pienezza del sacramento,
verso il sole sorgente che è Cristo. Qui si dirige lo sguardo del credente, di cui penetra nel nostro cuore il raggio della luce divina. È la grande orientazione dell'anima e la linea della discesa di Dio. È la storia della salvezza. È un movimento, uno spazio che eleva l'uomo dalle profondità della propria miseria al trono dell'Altissimo per raggiungere il compimento in Dio nella grazia della benedizione sacramento. Ritorniamo a questi autori, che sono sempre attuali perché colgono l'essenziale, non perché il libro editato è quello di pochi mesi fa come data. Oggi vogliamo, come ci ha ricordato il Vescovo Corrado, anche ricordare l'anniversario della morte del Beato Albino Luciani, Giovanni Paolo I, a cui è intitolata la piazza antistante questa cattedrale. Al suo ingresso come Vescovo di Vittorio Veneto, proprio in questa cattedrale, era l'11 gennaio 1959. Forse qualcuno dei presenti ricorda. Luciani parlò della fede, che è sempre dono di Dio, come di un convegno a tre, in cui c'è il Signore, c'è la persona e c'è la Santa Chiesa, in cui il Vescovo, sono parole di Luciani, il Vescovo ha un compito delicato, determinante e grave, quello di essere il maestro titolare, ecco la cattedra, che non dice e non espone teorie sue, ma agisce e parla perché è inviato da Cristo, dalla Chiesa. Ma Luciani aggiungeva, iniziando il suo ministero episcopale proprio qui a Vittorio Veneto, vorrei essere un vescovo maestro e servitore. Se uno arriva a credere in Dio vuol dire che prima Dio ha creduto in lui, tirandolo a sé con la dolce potenza della sua grazia. Sapendo questo non dirò mai ai miei figli, specialmente a quelli che sono più lontani dalla fede, io sono qua per conquistarti e convertirti. Non si tratta di conquista, concludeva Luciani. Si tratterà di un modesto, premuroso servizio. Sono qui a disposizione, felicissimo se ti lascerai conquistare dal Signore che ti vuole bene e crede in te. In qualche modo pare risuonare in queste parole l'episodio evangelico tratto dal Vangelo di Marco, che è stato appena proclamato e che richiama la prima lettura. Gesù prima rimprovera i suoi discepoli e li invita, e oggi invita noi ad un atteggiamento più attento di accoglienza, di inclusione, tanto da arrivare a dire, parlo del Vangelo di questa domenica, chi non è contro di noi è per noi. Queste parole rimangono sempre come bussola per una comunità ecclesiale. Subito dopo però lo stesso Vangelo, lo stesso Gesù usa delle parole forti e drammatiche. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. C'è dunque la condiscendenza, l'accoglienza, la volontà di includere, mai chiudere la porta a nessuno. Ma nello stesso tempo c'è l'esigenza di garantire una reale comunione con Gesù e col Vangelo, la conversione. C'è necessità sempre di scelte di purificazione e di conversione. Ed è proprio quello che ci chiederà l'imminente anno giubilare che come Chiesa, con passo sinodale, ci apprestiamo a vivere.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Signore. Amen. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Per la fede e il battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore. Lo Spirito guidi la Chiesa nella sua missione per la salvezza del mondo. Uniamo cuori e voci nella preghiera comune. Santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Ricolma del tuo Spirito il Papa, il Patriarca Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Nel vincolo della comunione siano per i fedeli modello di una vita offerta a gloria del tuo nome. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Sostieni i popoli sconvolti dalla guerra, i migranti e i rifugiati. Nei cristiani, pietre vive di un edificio spirituale, cresca il desiderio di un serio impegno sociale per costruire la città terrena nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Riscalda il nostro cuore con il dono della speranza. Fa che, nel nuovo anno pastorale, ci impegniamo a vivere il segno della fede nella carità operosa, per diventare testimoni nella sinodalità di una comunione ecclesiale. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Accogli le attese e le sofferenze di coloro che entrano in questo luogo santo. I poveri trovino misericordia, gli oppressi ottengano libertà vera, i tribolati ricevano conforto, ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Accompagna con la tua grazia noi qui riuniti. Ci sia dato di edificare concordemente la tua famiglia, rimanendo sempre in comunione con te. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Affidiamo alla tua misericordia i pastori difunti di questa Chiesa. La memoria del loro operato ci sproni a vivere profondamente il Vangelo e la santità di vita del Beato Giovanni Paolo I sia germe per nuove vocazioni sacerdotali. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. O Padre, che ci concedi la gioia di sostare nella tua casa per cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina con il tuo Spirito la nostra vita e rendici testimoni della speranza evangelica. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore Accetta, o Signore, il sacrificio che ti offriamo nella memoria del giorno santo in cui hai riempito della tua presenza questo luogo a te dedicato, e fa di noi un'offerta spirituale a te gradita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile, dove continui a ricolmare di favori la tua famiglia in cammino verso di te. Qui manifesti e operi in modi mirabili il mistero della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della Santa Gerusalemme del cielo. E noi, uniti alle schiere degli angeli e dei santi, nel Tempio della tua gloria ti lodiamo e ti benediciamo cantando la tua grandezza. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Francesco che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. Concedi, o Padre, i frutti e la gioia della tua benedizione al popolo a te consacrato, perché riconosca il dono spirituale ricevuto nei santi misteri che ha celebrato in questo giorno di festa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riuniti per celebrare la memoria della dedicazione di questa casa, vi ricolmi di ogni benedizione del cielo. Dio, che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo Tempio e l'abitazione dello Spirito Santo. Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora e vi conceda con tutti i santi il possesso della beatitudine eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Dopo il canto che accompagna la processione d'uscita dei ministri, possiamo attendere al nostro posto l'inizio della meditazione musicale.
A seguito della solenne celebrazione, possiamo partecipare ora a un momento di meditazione musicale che vuole esserne il corollario necessario e intrinseco. Stiamo celebrando, come abbiamo sentito, due momenti fondamentali della vita della nostra diocesi di ieri e di oggi. Il 26 settembre del 1824, lo abbiamo già ricordato, il vescovo Jacopo Monico, divenuto poi patriarca di Venezia, consacrò solennemente la cattedrale dedicandola a Santa Maria Assunta e a San Tiziano, vescovo, le cui reliquie sono qui conservate e pregate. Alla ricorrenza dei 200 anni della dedicazione della cattedrale si aggiunge oggi la celebrazione di apertura del nuovo anno pastorale. Riprendendo quindi le parole del nostro pastore, vescovo Corrado, l'anniversario della dedicazione di una chiesa è motivo di festa e di gratitudine, perché è l'occasione di ripetere al Signore: nel tuo amore per l'umanità hai voluto abitare là, dove è raccolto il tuo popolo in preghiera. Ci soffermiamo quindi a riflettere sul valore della preghiera in questa giornata particolarmente importante per la nostra diocesi, per questi due momenti forti per tutta la comunità diocesana, momenti solenni, momenti significativi, sui quali si fonda l'unità della nostra Chiesa. Non vorremmo quindi spegnere le candele della festa in modo frettoloso, uscendo di corsa dalla porta, ma vorremmo invece continuare la preghiera della celebrazione in questo tempo di meditazione personale. Musica, canto, lettura ci aiuteranno a fare intimamente nostra la celebrazione e a portare a Dio le nostre preghiere. Abbiamo il piacere di poter avere tra noi per questa meditazione musicale una personalità assai significativa a livello mondiale della musica. Mi sto riferendo al tenore maestro Francesco Grollo. Il maestro Grollo è nato a Treviso e debutta nel 1996 al Gran Teatro La Fenice di Venezia. La sua carriera si è sviluppata nei più prestigiosi teatri d'Italia e del mondo. Ambasciatore dell'opera lirica italiana nel mondo, è considerato il tenore delle istituzioni italiane. Ha cantato in più occasioni per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha realizzato progetti musicali e collabora con le istituzioni musicali dello Stato. Ha anche cantato in più occasioni per il Santo Padre, Papa Francesco, e collabora con la Santa Sede. Il maestro Francesco Grollo è accompagnato all'organo dal maestro Antonio Camponogara. Ecco, perché il tempo della meditazione sia veramente preghiera, sia veramente riflessione, sia tempo proprio intimo con Dio, vi presento l'intero programma per non interrompere la vostra riflessione. Vi chiedo inoltre gentilmente di riservare l'applauso al termine di tutte le esecuzioni. Potremo quindi ascoltare nel programma Giacomo Puccini, Messa di Gloria, Gratias Agimus Tibi. Seguirà di Tito Schipa O Salutaris Ostia. La musica verrà interrotta da un momento di lettura per poi riprendere con due brani, Alessandro Marcello e Johann Sebastian Bach, presto dal concerto in do minore per oboe e archi, è una sonata d'organo. Seguirà Luciano Borin, Fabio Baggio in Sero te amavi, un testo elaborato dalle confessioni di Sant'Agostino sulla Divina Chiamata. Ci sarà poi ancora un momento di lettura di un brano tratto proprio dalle parole da un discorso del Beato Giovanni Paolo I. Infine, il momento di meditazione verrà a chiudersi con l'Ave Maria di Ruggero Leoncavallo.
Vi lascio quindi al vostro momento di meditazione musicale. Grazie,
dai discorsi di San Cesario di Ars, vescovo. Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di questa Chiesa. Ma il Tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi. Questo è vero senza dubbio. Tuttavia, i popoli cristiani usano celebrare la solennità della Chiesa matrice poiché sanno che è proprio in essa che sono rinati spiritualmente. Per la prima nascita noi eravamo coppe dell'ira di Dio. La seconda nascita ci ha resi calici del suo amore misericordioso. La prima nascita ci ha portati alla morte. La seconda ci ha richiamati alla vita. Prima del battesimo tutti noi eravamo, carissimi, tempio del diavolo. Dopo il battesimo abbiamo meritato di diventare tempio di Cristo. Se rifletteremo un po' più attentamente sulla salvezza della nostra anima, non avremo difficoltà a comprendere che siamo il vero e vivo tempio di Dio. Dio non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo o in case fatte di legno o di pietra, ma soprattutto nell'anima, creata a sua immagine per mano dello stesso autore delle cose. Il grande apostolo Paolo ha detto: «Santo è il tempio di Dio che siete voi». Poiché Cristo con la sua venuta ha cacciato il diavolo dal nostro cuore per prepararsi un tempio dentro di noi, cerchiamo di fare col suo aiuto quanto è in nostro potere, perché questo tempio non abbia a subire alcun danno per le nostre cattive azioni. Chiunque si comporta male fa ingiuria a Cristo. Prima che Cristo ci redimesse, come ho già detto, noi eravamo abitazioni del diavolo. In seguito abbiamo meritato di diventare la casa di Dio solo perché Egli si è degnato di fare di noi la sua dimora. Se dunque, o carissimi, vogliamo celebrare con gioia il giorno natalizio della nostra Chiesa, non dobbiamo distruggere con le nostre opere cattive il Tempio vivente di Dio. Parlerò in modo che tutti mi possano comprendere. Tutte le volte che veniamo in chiesa, riordiniamo le nostre anime, così come vorremmo trovare il Tempio di Dio. Vuoi trovare una basilica tutta splendente? Non mischiare la tua anima con le sozzure del peccato. Se tu vuoi che la basilica sia piena di luce, ricordati che anche Dio vuole che nella tua anima non vi siano tenebre. Fa piuttosto in modo che in essa, come dice il Signore, risplenda la luce delle opere buone, perché sia glorificato colui che sta nei cieli. Come tu entri in questa Chiesa, così Dio vuole entrare nella tua anima. Lo ha affermato egli stesso quando ha detto: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò.
Dall'omelia del Beato Albino Luciani per la solennità di San Tiziano, vescovo e patrono principale della città e della diocesi di Vittorio Veneto, 16 gennaio 1961. Vescovo, apostolo, santo in vita. E adesso? Adesso San Tiziano fa il patrono, cura gli interessi spirituali di questa diocesi alla corte di Dio. È anche simbolo vivo. Dire diocesi di Vittorio Veneto e dire diocesi di San Tiziano è la stessa cosa. Ma cos'è questa nostra diocesi? La diocesi è storia, cioè tutto un passato che dai secoli viene su verso noi con tesori di buoni esempi e con un capitale di tradizioni radicate che formano un nostro particolare clima, quasi un nostro richiamo della foresta religioso. Piuttosto che tradire la fede, Sant'Augusta ha consegnato giovinezza, vita, speranza, tutto, e giocondamente. Non sappiamo in quale anno sia morta, non sappiamo neppure il confine netto tra storia e leggenda nella sua vita, ma intanto il suo martirio corre tra noi di bocca in bocca da oltre un millennio. Il suo santuario è frequentato ed in grazia sua noi ci diciamo fratelli ed eredi di una martire. Sopra Susegana risiede ancora buona parte del castello dei Collalto e ci vanno i turisti e guardando dicono: qui c'era potenza e splendore. Noi diciamo: qui non solo hanno scalpitato cavalli, risuonato corni da caccia e da guerra, qui è fiorita la santità della nostra beata Giuliana, che ha lasciato gli agi principeschi per farsi monaca. Da 4 secoli la storia di Giuliana da Collalto congiunge un castello turrito con una cella monastica ed alimenta la convinzione che le feste e le cacce dei castelli passano, mentre la santità resta. Chi mai ha contato le confraternite fiorite in diocesi nel passato? Cominciando dai battuti, veniamo giù fino ai cappati, con processioni frequenti, con divise di tutti i colori, con gonfaloni spiegati al vento. In una processione coneglianese di fine 1500, i battuti da soli sfilarono in divisa in numero superiore a 200. I nostri antenati vivevano la vita e le feste religiose delle confraternite con impegno, fervore e gusto. Quante dominazioni si sono succedute? Romani, Longobardi, Franchi, imperatori di Germania, signori vari. E poi è venuta Venezia per 400 anni di seguito. Essa qui è piaciuta più di tutti e si è fatta amare. I romani dicevano panem et circenses. Venezia ha detto pane e religione. Ha favorito forse una religione non perfettissima, ma almeno c'era soda stima della religiosità. La diocesi è anche geografia, con limiti segnati su carta. Di qua il Piave, di là il Livenza, sopra si arriva alle porte di Belluno, sotto fin quasi al mare, in cima ai monti, in mezzo colli aulenti, in basso fertili piani e vanno abbellendosi sempre più di nuove strade, di nuove fabbriche, di viti, di frutteti. Più delle viti interessa però alla diocesi il mantello di chiese che la copre da capo a piedi. Chiese piccole, sperdute tra i campi. Chiese grandi delle pieve principali e autentiche basiliche fornite di arredi e di opere d'arte. Io credo che realizzazioni di questo genere siano preparate da consessi d'angeli, i quali, in fine di seduta, decidono così: ispiriamo a questo popolo di innalzare un tempio e col tempio salirà alto religiosamente il popolo stesso. E questo è il guaio, che alle sedute angeliche si contrappongono sedute di diavoli a decidere la riscossa, e la decisione loro deve essere pressappoco questa: non buttiamo giù le chiese, che tanto le ricostruirebbero,
ma facciamo di tutto per vuotarle. Ma la diocesi dice soprattutto anime. Anime viste con l'occhio stesso di Dio, il quale per esse ha mandato il suo unigenito a patire, morire e vuole che tutti gli uomini siano salvi. Cos'è una diocesi se non una organizzazione per salvare anime? Si faranno anche altre cose, case, campi sportivi per i giovani, ricreatori per le ragazze, asili, colonie per i bambini, scuole. Ma a che gioverebbe tutto questo in una diocesi se non servisse a salvare anime? Ecco l'unico problema che spiega il lavoro e le ansie di chi guarda la diocesi con compiti di responsabilità o di collaborazione. Figuratevi l'agricoltore davanti al campo, in cui sta maturando una messe copiosa. Non può stare tranquillo se pensa ai topi, agli insetti, agli uccelli che insidiano chi le radici, chi il gambo, chi le spighe. O se pensa ai temporali e ai venti che capitano di tanto in tanto. Io penso alle passioni che insidiano la messe spirituale e raccomando: andate ai sacramenti. Quanto bene fa la confessione, che non solo spazza via dalle anime i peccati nocivi, ma aiuta a tenerci lontani dalla superbia. Quanto bene fa la comunione, che col vero corpo del Signore porta in noi anche la sua anima e il suo modo di pensare. Penso ai venti delle opinioni che minacciano di piegare a terra le nostre convinzioni. Che San Tiziano ci assista. Continui a far correre verso questo presente che viviamo le buone correnti del passato. Ci impetri da Dio l'amore alle funzioni di Chiesa e il senso cristiano della festa. Ci ottenga soprattutto di impegnarci a fondo per la salvezza dell'anima nostra. Chiudiamo questa meditazione musicale rivolgendoci alla Madonna, proprio nella giornata di dedicazione di questa chiesa. Nell'abside possiamo vedere la pala del Novelli della fine del Settecento, in cui la Madonna incoronata viene contemplata da santi locali, che sembra quasi ci invitino a rivolgere le nostre preghiere a Maria, ponte tra l'uomo e Dio. E non può non venire in mente Dante con i suoi versi: «Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzali». Siamo quindi giunti alla fine e siamo pronti ad ascoltare l'ultimo brano di Ruggero Loncavallo, Ave Maria. Questo brano raccoglie in sé un'interessante curiosità che riprende un po' le parole di Monsignor Morandi che abbiamo sentito durante la sua interessante omelia. L'Ave Maria di Loncavallo è dedicata a Sua Santità Pio X e il Papa Pio X rispose alla dedica con una lettera autografa di ringraziamento, che quindi ascoltiamo in questo momento prima dell'esecuzione del brano. Al diletto figlio, l'egregio professor Ruggero Leoncavallo, plaudendo di cuore al santo pensiero, accettiamo con la massima soddisfazione la fatica del suo lavoro e col voto che per la preghiera dei beneficianti
il cielo largamente compensi l'opera di carità, le impartiamo con paterno affetto l'apostolica benedizione. Vi lascio quindi all'ultima esecuzione, all'ultimo brano, Ruggero Leoncavallo, Ave Maria.
Grazie a voi tutti di aver partecipato a questa meditazione musicale. Un grazie particolare a coloro che hanno prestato i loro talenti per la realizzazione di questo particolare evento, il maestro Grollo e il maestro Camponogara. Un saluto referente alla Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia, al nostro Vescovo Corrado, al quale passo il microfono per i saluti finali. Auguro un cordiale saluto a tutti, vi ringrazio ancora e buon inizio di anno pastorale. Grazie la signora Brunello che ha presentato così bene. Siamo giunti alla fine di questo impegnativo pomeriggio dalle 4 alle 6:20. Io concludo con poche parole, ringrazio di nuovo il mio caro confratello Monsignor Francesco Morali. Siamo stati ordinati vescovi nello stesso anno, 2008, e quindi abbiamo compiuto un cammino, lui alla Spezia, io a Vittorio Veneto, poi lui a Venezia, e ci siamo trovati anche nella stessa conferenza episcopale di cui lui è anche il metropolita e il presidente. Lo ringrazio proprio di cuore di questa presenza, ringrazio il coro che ci ha aiutato a pregare durante la messa, ringrazio Francesco Grollo e l'organista che si sono offerti qualche mese fa, incontrando amichevolmente il tenore Francesco. Ho detto ma potrebbe essere possibile, e accettato con buoni risultati come abbiamo potuto constatare questa sera. Ringrazio tutti quelli che hanno organizzato anche questo momento, in modo particolare Don Mirko Miotto e i suoi collaboratori, ma è da tanto tempo che stanno lavorando e pensando a questo appuntamento che mi pare si sia svolto nel modo anche più degno e più consono a questa celebrazione, e non per celebrare cose fuori di misura, ma con misura e con gusto, proprio, posso proprio dirlo, penso che possiate sottolineare la stessa cosa. Grazie a voi che siete venuti, alle autorità che hanno voluto rimanere qui fino alla fine, la sindaco e i rappresentanti delle forze dell'ordine e tutte le altre autorità, come pure i cavalieri di Malta, i cavalieri del Santo Sepolcro, e tutti i sacerdoti che adesso magari sono andati a celebrare la messa vespertina. Ringrazio tutti voi e mi auguro che anche questo sia un seme gettato nel terreno della nostra vita spirituale. Abbiamo preso il seminatore, no? Seminatori di speranza come il divino seminatore Gesù. Anche questo è un seme, ci auguriamo che germogli, fiorisca e porti frutti buoni per ciascuno di noi e per tutta la nostra Chiesa. Grazie, buona serata. Vi rubo solo un minuto. A nome di Don Graziano e di un piccolo gruppo che si è riunito intorno a questa sua iniziativa, io avrei un elenco di appuntamenti, ma non ve li leggerò. Troverete nel giornale diocesano, in tutte le forme, questi appuntamenti. L'idea è che questo è l'inizio solenne, molto bello, delle celebrazioni per i 200 anni, che vedranno diversi appuntamenti. Racconteremo la storia di questo edificio, racconteremo il contesto storico, come era la diocesi 200 anni fa, gli 8 vescovi che si sono succeduti durante la costruzione, quindi questo grande impegno. Quindi saranno diversi appuntamenti che avranno delle modalità di incontri, di conferenza, ma ci saranno anche degli eventi speciali, come ad esempio la presentazione del libro su Don Bruno Fava, come una giornata molto particolare che prevederà la salita al campanile per tutti quelli che lo desidereranno, appena restaurato, ma anche nel contempo la visita un po' alla nostra cattedrale guidata dai nostri giovani, ragazzi dai 17 ai 20 anni che si stanno preparando per accogliervi. Don Graziano ci tiene a dire questo. Gli appuntamenti cominciano, venerdì 11 ottobre in realtà con la catechesi dell'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, che sarà a Conegliano, poi il primo appuntamento il 9 novembre e poi l'ultima domenica di tutti i mesi fino a marzo troveremo tutti questi appuntamenti.
Don Graziano dice questo: questa cattedrale ha le porte sempre aperte, tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Ai fedeli come comunità rivolgiamo l'invito a compiere visite e pellegrinaggi per ravvivare il legame con la cattedrale, il cuore della nostra chiesa locale, e noi siamo qui, disponibili ad aiutare coloro che vogliono venire qui ed essere accompagnati. Grazie.